Presentato questa mattina nel corso di un Open Day a Jesolo, il nuovo progetto di Novaplan che riguarda la costruzione di 9 unità immobiliari caratterizzate da costi energetici pressoché nulli e l'assoluta salubrità degli ambienti interni con ricambio automatico dell'aria viziata e umida, arrivando ad abbattere del 99% le eventuali sostanze nocive. Il complesso sorgerà nel nuovo quartiere Campana, situato tra il Lido e Jesolo Paese. Presidente Donadello, qual è la caratteristica che contraddistingue Novaplan rispetto alle costruzioni che ci sono sul mercato? Innanzitutto questo è un progetto innovativo per il nostro territorio perché non ci sono sprechi di nessun tipo rispetto a quello che normalmente troviamo sul mercato. Noi abbiamo fatto un passo in più, abbiamo detto che questa casa deve diventare passiva e quindi non costare sostanzialmente all'utenza. È una novità in questa zona, non certamente a livello nazionale o internazionale, però certamente qui va a come dire, alzare, come dicevo prima, l'asticella nei confronti del mercato, con la sfida vinta di proporlo a un prezzo che però è il prezzo che il mercato normalmente fa. La differenza rispetto ad una casa, ad una classe A di recente costruzione è l'alto livello di passivizzazione dell'edificio che comporta una richiesta energetica minima. Questa richiesta energetica minima viene garantita dal calore nei mesi invernali legato alla radiazione solare, dalla presenza delle persone che immettono calore all'interno degli ambienti e dalla presenza di un impianto geotermico subsuperficiale che si trova sotto la linea delle fondazioni di questo edificio. Un altro aspetto poi rilevante di questo tipo di case è il sistema di filtraggio dell'aria. La casa non ha più un impianto di riscaldamento o raffrescamento di tipo tradizionale, lo scambio avviene attraverso l'aria, vi è un minimo flusso costante di aria scambiata dall'interno verso l'esterno nel ciclo delle 24 ore. E quindi questo sistema di filtraggio ci permetterà di filtrare non solo il particolato, le polveri sottili, ma anche gli allergeni, la polvere in generale. Poi c'è la questione chiaramente relativa al risparmio energetico. Una casa di questo tipo risparmia circa 50 volte di più per metro quadro rispetto ad un edificio ad esempio realizzato 10 anni fa, risparmia ancora moltissimo rispetto ad un edificio di più recente generazione, quindi stiamo parlando di almeno 10 volte quelli che vengono realizzati oggi,